Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. È iniziata l'avventura del pallacanestro Portogruaro, un nuovo corso, eravamo presenti anche alla serata di presentazione in quel di Sesto a Reghina, un nuovo corso, dicevamo, con la firma di Marco Romanin. Dunque Marco, come è iniziata questa preparazione? Questa preparazione è iniziata sotto i migliori auspici, nel senso che già in estate la scelta di fare con lo stesso gruppo l'Under 18 e anche la Serie D è già stata una decisione importante, perché è stata a significare la volontà che ha questa società e questo nuovo pool di sviluppare principalmente l'attività giovanile. Questo è un gruppo Under 18 che farà il campionato Under 18 Eccellenza, quindi il loro campionato è il campionato giovanile Under 18 Eccellenza, con di più l'opportunità di fare con lo stesso gruppo anche il campionato di Serie D, che è quello che attualmente è, diciamo, il massimo livello disponibile per il pool delle società che partecipano al nuovo corso. Quindi noi siamo di fatto una squadra giovanile che, oltre a fare il proprio campionato di appartenenza, ha l'opportunità di giocare anche il campionato senior. Campionato senior, tutto quel che viene sarà buono? Sì, non ci poniamo questo problema, il problema è la crescita dei giocatori. Noi abbiamo fatto un accordo che è proprio questo, cioè l'obiettivo è far crescere, far migliorare i giovani. Gli diamo modo di giocare il loro campionato di appartenenza, che è il campionato giovanile più importante, che è l'Under 18, e di più gli facciamo giocare anche il primo campionato senior, fra virgolette, della loro vita da protagonisti, dandogli modo di giocare il basket giovanile e anche il basket senior. Quindi in questo momento i risultati sportivi ci interessano veramente poco. Iniziamo un percorso che debba portare ad avere un gruppo di giocatori, molti dei quali sono assolutamente futuribili, ad affrontare per la prima volta un campionato senior, ma misurarsi con i migliori parietà della regione, per poi diventare effettivamente i migliori giocatori che possono loro diventare quando hanno finito il campionato giovanile. Ecco, magari potevate anche avere qualche senior dell'anno scorso, però è stata proprio una scelta societaria, una scelta tecnica, quella di puntare esclusivamente proprio sui ragazzi dell'Under 18. Sì, diciamo che si sono un po' messi insieme le situazioni, nel senso che i giocatori senior che avevamo a disposizione erano veramente pochi. A quel punto, avendo un numero cospicuo di ragazzi dell'Under 18, abbiamo pensato di privilegiare loro e di iniziare un percorso diverso che appunto portasse loro ad essere i giocatori della Serie D, e quindi malvolentieri abbiamo rinunciato anche a qualche giocatore che nel passato ha fatto molto bene, a cui sicuramente la società e i tifosi erano affezionati, però indubbiamente il percorso nuovo che abbiamo scelto di fare era questo, e quindi purtroppo quando si fanno delle scelte non sempre tutti sono contenti, come si suol dire, però ad ogni buon conto questa era la volontà che avevamo, ed è lì che siamo convinti che è da lì che siamo convinti che parta il nostro futuro. Nuovo corso che quest'anno vi ha portato anche a fare un qualcosa di nuovo per la pallacanestro Portogruaro, ossia un ritiro a Clout. Sì, abbiamo iniziato martedì scorso la preparazione qui al palazzetto di Via Luisa a Portogruaro, poi abbiamo svolto allenamenti per 3 giorni nella località di Clout, dove abbiamo avuto una palestra, una sala pesi completamente a nostra disposizione. È stata una bella esperienza, è stato anche lì un modo per far capire ai ragazzi la qualità del lavoro e l'intensità del lavoro e la richiesta che gli verrà fatta, quindi è stato un partire già col piede giusto. I ragazzi hanno risposto molto bene, sono stati bravissimi, hanno lavorato bene, si sono divertiti, hanno fatto gruppo, direi esperienza assolutamente positiva.
Si è iniziato veramente con grande entusiasmo. Sì, assolutamente, i ragazzi sono qui, sono carichi, vivono un'esperienza che alla loro età non è facile avere, ok? Perché giocare 2 partite a settimana da protagonisti in entrambe, giocando campionato giovanile e campionato senior, obiettivamente è un qualche cosa che non capita molto spesso. Loro hanno questa opportunità, sono consci di doversela giocare, sono consci dell'impegno che dovranno metterci durante l'anno. Per il momento vedo grande entusiasmo da parte di tutti. Primi appuntamenti amichevoli? Faremo un torneo conegliano la domenica 17 di settembre prossimo per un torneo under 18, poi probabilmente parteciperemo a un torneo con le altre varie serie D della provincia di Pordenone verso fine mese, ma per il momento per noi l'obiettivo è cominciare a lavorare insieme, conoscerci, capire che cosa noi vogliamo da loro e il lavoro in palestra in questo momento è prioritario rispetto alle amichevoli. Senti, quest'anno tu allenerai anche gli under 13? Sì, gli under 14 per la precisione, l'annata 2004 con gli inserimenti del 2005, proprio perché anche questa è la dimostrazione di quanto crediamo nel progetto giovanile, cioè siamo veramente tutti motivati a far crescere le risorse che abbiamo, ma non solo, questo deve essere per noi un punto di partenza per avvicinare anche altre realtà a questo nuovo progetto e per far capire a tutte le realtà che fanno parte del nostro progetto, ma anche quelle dei dintorni, che la volontà è quella di fare pallacanestro giovanile di alto livello. Come avete così recepito voi dell'Under 18 la notizia di dover anche disputare il campionato di Serie D? Sicuramente è una notizia molto bella, cresceremo, speriamo tutti, è il nostro obiettivo finale. Ovviamente il primo è vincere, ma l'obiettivo di squadra è crescere tutti assieme. Sarà dura, una fatica, però ci sentiamo di farcela. Avete iniziato con un ritiro a Cloud, una cosa insolita per la pallacanestro Portogruaro, e direi che il gruppo è veramente contraddistinto da un grande entusiasmo. Il gruppo è molto unito e c'è molta voglia di fare tutti assieme. Appunto, come ho detto prima, abbiamo l'obiettivo di crescere, quindi abbiamo deciso di fare questo ritiro per conoscerci sempre di più e continuare questa strada assieme. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258.